Ragazzi, preparatevi perché oggi parleremo di un possibile addio che colpirà profondamente chi segue da vicino il Napoli. Perché, si sa, ci sono giocatori che trascendono il calcio stesso, che diventano più di semplici numeri e statistiche, che diventano amici, che diventano leader nello spogliatoio. Ed è proprio di uno di questi giocatori che parleremo oggi, perché un'era finisce, un ciclo si chiude e un nome importantissimo per il Napoli si appresta a una nuova sfida. Sto parlando di Juan Jesus. Sì, Juan Jesus, il difensore brasiliano che ha giocato nel Napoli per 5 stagioni, che ha vinto 2 scudetti con noi, che è stato fondamentale nello spogliatoio, che è apprezzato da tutti coloro che hanno lavorato con lui. Juan Jesus lascia il Napoli e la sua prossima destinazione è lo Sporting CP in Portogallo. Questa è una storia che parla di addio, eredità e un nuovo inizio per un difensore che ha vinto titoli importanti con noi. Quindi venite con me a ripercorrere questo percorso e a capire come si concretizza questo trasferimento al club portoghese. L'avventura di Juan Jesus al Napoli è giunta al termine ed è difficile non provare una certa nostalgia ripensandoci. Perché Juan Jesus non era un giocatore qualunque, non era uno di quelli che arrivano, giocano qualche mese e poi se ne vanno. Juan Jesus è stato uno dei pilastri della difesa napoletana per ben 5 stagioni. È arrivato a Napoli nell'estate del 2021, forte dell'esperienza maturata in Italia, portando con sé tutta la sua esperienza e affidabilità. E fin dal primo giorno si è dimostrato un professionista, un giocatore dedito, esattamente il tipo di giocatore che tutti vorrebbero avere in squadra. I numeri parlano chiaro su ciò che Juan Jesus ha rappresentato per il Napoli in quei 5 anni. Stiamo parlando di un giocatore che ha vinto 2 volte il campionato italiano con gli azzurri, la prima volta con Luciano Spalletti, nella spettacolare stagione 2023 con 120 punti, e poi di nuovo con Antonio Conte, conquistando l'importante scudetto che ha riportato il titolo a Napoli dopo anni di astinenza. 2 scudetti! Questa è l'eredità di Juan Jesus al Napoli. Non è un'impresa da poco, è un segno che durerà per sempre. Ma al di là dei titoli, al di là delle statistiche, Juan Jesus lascia il Napoli con la reputazione di essere stato un giocatore fondamentale nello spogliatoio, perché sentiamo costantemente allenatori e compagni parlare dell'importanza di un leader, di un giocatore esperto e affidabile. Ed è esattamente la descrizione che si addice perfettamente a Juan Jesus. Ha alle spalle una carriera impressionante, avendo giocato in grandi club come Internazionale, Inter, Roma e al Napoli ha portato con sé tutta questa esperienza. E non è mai stato arrogante, non si è mai sentito superiore agli altri, si è sempre messo al servizio del collettivo. La carriera di Juan Jesus, prima di arrivare al Napoli, aveva già dimostrato la qualità del suo carattere. Ha iniziato nelle giovanili dell'Internazionale in Brasile, è passato all'Inter dove ha giocato in Serie A, poi alla Roma dove ha lasciato il segno e infine è arrivato al Napoli dove ha vinto titoli importanti. Questa è la traiettoria di un giocatore di alto livello, un professionista che si è guadagnato il rispetto ovunque abbia giocato. Quando vedi un curriculum del genere, sai di avere a che fare con una persona di qualità, esperienza e affidabilità. Ora Juan Jesus lascia il Napoli perché il suo contratto è scaduto e non c'è stato interesse a rinnovarlo. Il giocatore ha 34 anni, è ancora in buona forma fisica, ancora in grado di rendere al meglio, ma è naturale che a un certo punto della carriera le cose cambino. Il Napoli ha deciso di puntare sul rinnovamento della squadra, con Allegri che porta nuove idee e Juan Jesus ha deciso di cercare una nuova sfida. E questa nuova sfida è lo Sporting CP in Portogallo. Lo Sporting non si è risparmiato e ha presentato a Juan Jesus un'offerta ufficiale molto interessante. Secondo le informazioni di Ciro Venerato rilasciate a Rai News 24, lo Sporting ha offerto un contratto biennale del valore complessivo di 3 milioni di euro, ovvero 1,5 milioni a stagione, un valore equo per un giocatore della sua esperienza. Si tratta di un compenso che riconosce i suoi successi e la sua capacità di dare un contributo importante in un progetto di tale portata. Per Juan Jesus, questa sarebbe un'opportunità per continuare la sua carriera europea in un ambiente diverso. Perché, si sa, stiamo parlando di un giocatore che ha già giocato in Brasile e in Italia, che ha una solida esperienza in uno dei migliori campionati del mondo, e ora avrebbe la possibilità di vivere una nuova esperienza in Portogallo. Il campionato portoghese è di alto livello, lo Sporting è un grande club, e questa potrebbe essere una conclusione interessante per la carriera di Juan Jesus. Non si tratta solo di mettere un nome famoso sulla carta, è una vera sfida. Una reale opportunità per continuare a competere ad alto livello. Lo Sporting non sta certo scherzando con questo acquisto.
Perché il club portoghese sa di aver ingaggiato un giocatore esperto, un difensore con un curriculum di successi comprovati, che ha vinto titoli ed è apprezzato dai suoi compagni di squadra. Lo Sporting è consapevole di tutto ciò ed è per questo che ha offerto un contratto che riconosce l'importanza del giocatore. Senza costi di trasferimento, lo Sporting riesce ad assicurarsi un difensore internazionale di qualità senza spendere soldi per il mercato, investendo solo sugli stipendi. Si tratta di un'operazione intelligente sia dal punto di vista finanziario che sportivo. L'ufficialità non è ancora stata formalizzata, ma tutto lascia intendere che Juan Jesus andrà in Portogallo. Visto l'interesse di altri club, lo Sporting sembra al momento la destinazione più probabile. Con il contratto in scadenza con il Napoli e senza prospettive di rinnovo, Juan Jesus è nelle fasi finali della trattativa con lo Sporting e tutto fa pensare che presto indosserà la maglia del club portoghese. Ora arriva la parte in cui esprimo davvero la mia opinione sulla partenza di Juan Jesus. A mio avviso si tratta di una cessione che ha senso per entrambe le parti. Per il Napoli, perché il club è in fase di rinnovamento, con l'arrivo di nuove idee con Allegri, e ha bisogno di rinnovare la rosa in generale. Juan Jesus ha dato tutto per il Napoli per 5 anni, ha vinto titoli importanti e ora è il momento di lasciare spazio a nuovi giocatori che portino nuova energia. Credo che Juan Jesus abbia avuto una carriera brillante al Napoli. Era un professionista, dedito, importante nello spogliatoio e ha vinto 2 scudetti. Non c'è nulla di cui lamentarsi riguardo alla sua prestazione, al suo atteggiamento o a ciò che ha rappresentato per il club. Ma nel calcio le cose cambiano, i cicli si chiudono e a volte un addio onorevole è meglio che rimanere fino alla fine senza un posto. Per il futuro, credo che Juan Jesus abbia ancora molto da dare. È un ragazzo con esperienza, qualità e doti di leadership. Lo Sporting trarrà grande beneficio dal suo arrivo perché non capita a tutti i difensori con un curriculum del genere. E per Juan Jesus, andare in Portogallo potrebbe essere l'occasione per concludere la carriera in modo dignitoso, in un progetto rispettabile dove potrà continuare a competere ad alto livello. A mio parere questo è un trasferimento che funziona bene per tutte e 3 le parti coinvolte. Per il Napoli perché chiude un ciclo e apre spazio a un rinnovamento. Per Juan Jesus perché continua la sua carriera in un posto che lo vuole davvero. E per lo Sporting perché porta a casa un giocatore esperto che darà un grande contributo alla difesa. Ecco, questo è tutto. Questa è la storia di Juan Jesus, che lascia il Napoli per approdare allo Sporting CP in Portogallo. Un'era si conclude, un'eredità resta e un nuovo capitolo inizia per un difensore che ha vinto titoli importanti con noi. A mio parere, Juan Jesus meritava un addio onorevole, meritava di essere ricordato come un campione, come un professionista esemplare, come un leader importante nello spogliatoio. E ora si trasferisce in Portogallo per vivere un altro capitolo di una carriera costruita in modo impeccabile. Restate sintonizzati sul nostro canale perché vi terremo aggiornati su tutte le altre mosse del Napoli sul mercato. Grazie per essere con noi e al prossimo video. Forza Napoli sempre!